Questo è Riotera del rock and roll, un podcast di Frecce, curato da Roy. Ciao a tutti, questa è una nuova rubrica di musica per le Frecce di Sararco, una rubrica che vuole essere un faro nella notte per quei viandanti del rock and roll persi per Venezia e dintorni, una città che ha sempre preferito il groove alla chitarra elettrica, ma con tanti appassionati come me, spero. Il primo disco che ho scelto per questo podcast è un grande classico dell'heavy metal, del thrash metal in particolare, ed è Kill 'Em All di Metallica. Kill 'Em All, ammazzali tutti, un po' un sentimento che penso accomuni chiunque vive e lavora a Venezia almeno una volta alla settimana, forse anche quotidianamente, insomma. Diciamo la pietra d'angolo del thrash metal, che altro non è che un'esasperazione dello speed metal, che a sua volta era una versione più accelerata, più cruenta dell'heavy metal classico, che nasce in America ad opera di questi 4 ragazzi qua di Metallica, che prendono appunto la velocità dello speed metal e l'aggressività di certo punk per forgiare questa nuova forma di rock and roll che, malgrado siano passati 40 anni, perché questo disco è del 1983, risulta ancora fresca, attuale, giovanile, come quel pubblico a cui questo disco inizialmente era rivolto. Se andiamo a vedere i 4 personaggi che compongono la band, sono tutti fondamentali sia per il disco, sia per il genere musicale, sia per la storia del genere stesso. Allora, i fondatori sono James Hetfield, voce e chitarra, e Lars Ulrich, batteria. Il primo si può dire sia l'iniziatore di uno stile chitarristico serrato, velocissimo, con una grande mano destra, capace di eseguire questi riff appunto velocissimi che faranno scuola e detteranno una nuova via per il metal e per il rock tutto, al punto tale che Thomas Gabriel Fischer, un altro personaggio chiave della storia del genere, fondatore di Celtic Frost e all'epoca membro degli Hellhammer, che erano un altro suo molto più underground dei Celtic Frost, disse che quando ascoltò Hit the Lights, che è il pezzo che apre Kill 'Em All, rimase talmente impressionato da cambiare completamente la sua visione di come si potesse suonare l'heavy metal. Tale è la portata di James Hetfield dal punto di vista stilistico per il genere. Lars Ulrich, il suo compare, di origine danese, figlio di un celebre tennista degli anni 70, celebre non solo per la bravura ma anche per essere un hippie, quindi molto atipico per il circuito del tennis, non solo dell'epoca direi. Quindi era una persona che era abituata a girare il mondo al seguito del padre e che portò questa vita nomade al servizio proprio della sua passione per la musica, al punto di andare in Inghilterra nei primi anni 80 con l'esplosione della New Wave of British Heavy Metal, che fu fondamentale come ispirazione per i Metallica. Arrivò quindi in Inghilterra per presentarsi a casa di Brian Tatler, che era il chitarrista dei Diamond Head, uno dei gruppi principali di questa nuova ondata, che per intendersi comprendeva gruppi come Iron Maiden, Saxon, Motorhead, Venom. Si presenta a casa sua perché è un grande fan, gli dice: guarda, io sono un grande fan della tua band e voglio seguirti in tour, voglio seguirti nelle date che farete in Inghilterra. Brian Tatler lo ospita a casa e da lì inizia questa
questo sodalizio, possiamo dire, perché anche i Metallica eseguiranno delle cover dei brani dei Diamond Head durante la loro carriera, tra cui Am I Evil, che diventa quasi più celebre, anzi direi più celebre della versione originale, e è anche un esempio dello spirito imprenditoriale di Lars Ulrich, che è la vera anima dei Metallica, ed inizia appunto a far girare il nome del suo gruppo grazie a un'opera di tape trading, cioè di scambio di cassette che avveniva nell'underground, di scambi epistolari con altri musicisti, che creeranno un grandissimo interesse attorno alla base e soprattutto un grosso fenomeno quasi di fratellanza, di unione, che univa tutti gli appassionati e tutti i gruppi underground legati a questo genere. Quindi abbiamo questi due personaggi fondamentali, abbiamo detto, fondatori nonché compositori di tutti i brani del gruppo. Il terzo personaggio è lui, ed è Cliff Burton, ed era il bassista del gruppo, un bassista talmente bravo e rivoluzionario da convincere i due a spostarsi da Los Angeles a San Francisco per poter appunto suonare con Cliff, che nell'album in questione ha anche un brano solo che si chiama Anesthesia Pulling Teeth, che è un vero e proprio solo di basso distorto che fa la scuola e che, ascoltato ancora oggi, impressiona per capacità tecniche e gusto. Dicevamo, i nostri si sposteranno a San Francisco, nella Bay Area, diventando, assieme con un altro gruppo, gli Exodus, i caposcuola, i capostipiti di questa nuova corrente, il thrash metal appunto. Dagli Exodus arriverà il quarto elemento dei Metallica, il chitarrista solista Kirk Hammett. Eccolo qui. Allievo di Joe Satriani, un grandissimo virtuoso della chitarra di cui magari un giorno parleremo più approfonditamente, Kirk sostituisce Dave Mustaine, che inizialmente era il chitarrista solista dei Metallica e il quarto componente del gruppo. Dave Mustaine, che aveva però problemi caratteriali, soprattutto con il cantante e chitarrista James Hetfield, per cui a un certo punto lascia la band, o meglio viene cacciato dalla band e formerà i Megadeth, gruppo che diciamo per almeno 20 anni sarà rivale dei Metallica, rivale diciamo che va un po' sempre a perdere il confronto con gli ex fratellini. Ricordiamo che i Metallica, quando esce Kill 'Em All, hanno tutti attorno ai 20 anni, però sarà comunque un gruppo fondamentale per la storia del genere. Il punto è tale che il primo disco dei Megadeth si chiamerà Killing is my business and business is good, cioè uccidere è il mio lavoro e il lavoro non va niente male, il lavoro va bene, che è una chiara risposta al Kill 'Em All dei Metallica. E all'interno di Killing is my business ci sarà un brano che si chiama The Mechanics, che altro non è che la riproposizione di uno dei brani forti di Kill 'Em All, che è The Four Horsemen, che mette sul piatto tutte quelle che sono un po' le caratteristiche di questo thrash metal, quindi non solo la velocità di esecuzione, quindi la doppia cassa della batteria, i riff di chitarra serratissimi, ma anche i continui cambi di tempo, al punto che, tra virgolette, è uno dei generi più groove, che più fanno smuovere i fan ai concerti, proprio per questi ritmi anche cadenzati, estremamente accattivanti, quindi non solamente riff veloci che sono degli schiaffoni continui tra coppa e collo, così come un po' il senso del headbanging, ma anche ritmi più cadenzati in un continuo susseguirsi di cose che rendono i brani non solo violenti ed aggressivi, ma anche estremamente elaborati ed intriganti, non solo intricati, intriganti anche per l'ascoltatore. Kirk Hammett, quindi il quarto elemento, la quarta pietra angolare che costituirà questa band storica e fondamentale per il genere,
che porta al servizio del gruppo, quindi uno stile solistico estremamente frenetico, estremamente anche tecnico per l'epoca, un gusto melodico e pentatonico derivato dal blues, però veramente ficcante e perfetto per la proposta musicale dei Metallica. Quindi un gruppo ed un disco, un gruppo che non serve andare a riscoprire perché tutti conoscono, ma un disco assolutamente da valutare per l'importanza storica. Chiaramente i Metallica, dopo Kill 'Em All, hanno fatto dei dischi più belli, più importanti, forse anche più famosi, da Ride the Lightning a Master of Puppets, che è stato il disco che li ha consacrati definitivamente a livello mondiale, passando per And Justice for All, uno dei monumenti del techno thrash, per arrivare al Black Album, l'album omonimo, che li ha resi proprio un household name, cioè un nome comune che tutti conoscono, grazie in forza soprattutto ad un sound molto più organico, meno esasperato, di singoli molto forti, che non sto qui a citare ma sono conosciutissimi, che hanno un po' segnato l'apice dell'evoluzione del loro sound. Ma questo disco ha un'importanza storica fondamentale ed ancora oggi, come dicevo, risulta estremamente fresco, accattivante e giovane, come voleva essere il messaggio sia dalla copertina e dal titolo del disco. Quindi Kill 'Em All.